ci ha imbruttiti. Oggi siamo al Vicenza Carte Indoor di Altavilla Vicentina e oggi siamo venuti a chiedere ai clienti qualcosa di modi di dire ed espressioni. Andiamo a vedere. Parliamo di modi di dire. Tallone d'Achille. Punto di forza. No, ma il tuo tallone d'Achille è? Io sono proprio un cazzo. Ah, che no, tanti i miei talloni d'Achille. Tanti, so da buttare via, sono proprio un lo amaro. Ah, questo? Quindi- Parte del corpo di Achille. E il tuo invece? È il mio questo? Ah, questo è il tallone di Giovanni. E il tallone d'Achille è di Achille, giustamente. Sì, non so chi sia sto Achille. Chi La furbizia. La furbizia. Furbizia nel capire gli uomini. Scappo prima. E Achille. E Achille, se trovo uno che si chiama Achille va bene lo stesso. Il mio tallone d'Achille, quinta l'invidia. Mi non sono invidioso di nessuno, mi voglio bene a tutti. Anche a te, Andrea. Il tallone d'Achille è il punto debole di una persona. Come macchina. Ah, la tua macchina è il tallone d'Achille. Perché? Perché la sei una macchina che... Ma innanzitutto cosa vuol dire tallone d'Achille? Il mio tallone d'Achille sono indeciso tra gli animali, serpenti e il mangiare. Il tuo tallone d'Achille sei indeciso tra gli animali e il mangiare. Non riesco a prendere una decisione. E chi se ne ciava del tallone d'Achille? Zona Cesarini. È un posto? Sarà in Italia? Ascolta, a nord o a sud? Sud, nord, un posto nascosto. Questa si è tosta. Ti fate una roba che non va mia bene. Dai, che sono vicino stavolta. Una zona in cui c'entra Giulio Cesare. Qualcosa fatta in un determinato lasso di tempo in cui diresti non ce la faccio fare quella cosa in questo tempo, ma ce la fai. Più o meno. Molto più o meno. Se ti dico ha fatto gol in zona Cesarini, Ma io non guardo il calcio. ho fatto quella cosa in zona Cesarini. Ah, ok, vuol dire che un ragazzo è andato a tiro. Cioè nel senso che è riuscito ad andare a letto con una ragazza. Ti è venuto in mente? Mi è venuto in mente questo? È un quartiere della Lombardia. Quartiere di Cesarini. È una città, Cesarini. So Cremona, Como, Cesarini. Sembra Ho fatto quella cosa in zona Cesarini vuol dire cosa? una marachella. Che l'hai fatto in un modo particolare che magari faceva solo una persona. C'entra col calcio? Geografia, niente, vecchio. Un cazzo. Oh, dove era Cesare? Su zona? E Cesare e quelli piccolini sono Cesarini. Praticamente un gol al 95esimo. Risolvere una situazione proprio in extremis. Quando sei a 1 metro dal traguardo? Zona Cesarini è a 1 metro dal traguardo. 1 metro dal traguardo. No, sai niente, tu le sai quelli. Scampa. Tallone d'Achille è quando te salvi alla fine proprio, no? Tipo. Zona Cesarini dovrebbe essere un posto semplice. Lago nel Pagliaio. Lago nel Pagliaio è Nago nel Pagliaio, insomma, cava un ragno dal buco, insomma. È un pagliaio dentro al lago. È tipo quando te devo smerdare di roba e te devi cattare una roba piccoletta, non si può cattarla. Buona come spiegazione. Grazie. Il pelo nell'uovo. E il pelo nell'uovo è come dire un ago nel pagliaio. Tu sei uno da pelo nell'uovo. Riguardo più le robe superficiali, diciamo. E se ti chiedessi lago nel Pagliaio, Lago nel pagliaio? Come ti a dirtelo? Lago nel pagliaio? È una ricerca praticamente, è come può trovare un cinese moro. Carl Cox biondo. e il pelo nell'uovo? Che mica ho idea che dove che a gaina fa l'uovo non che sia pei. Quindi se fisse che te lo trovi. Lago nel pagliaio. Dipende. Da cosa? Da tanti fattori. Adesso non mi viene in mente un esempio. Sei sicurissimo. Sì. Quindi lago nel Pagliaio, Una punta di ferro nel pagliaio. Vara che te cambi i connotati. Che devi cambiare persone con cui stare. Cioè, guarda che ti cambia di famiglia, tipo. Quando te stai per prendere, ti arriva una randellata. Una brutta situazione, bruttissima situazione. L'ultimo avvertimento. Detto mamma, detto nonna soprattutto. Vuol dire che te diventi. Te parli in falsetto? Cosa sono i connotati? Il tuo modo di fare. Il modo di fare, sì. Ti cambia il tuo modo di fare. Connotati residenza? Connotati è una parola italiana? Sì, Che vuol dire residenza? sì. Dati personali. Connotati sono le persone con cui hai contatti. Guarda che cambi con... l'ultima parola non l'ho capita. Connotati. Cosa sarai connotati? No. Vuol dire che a te capi tante che le pacche, ma tante che le pacche che ti tocca andare a rifare le foto perché ti cambi fisionomia di tutto in per tutto. È come andare in carnevale senza maschera. Vuol dire che uno ti rifà la faccia. Che ti cambi i contatti I contatti di cosa? del telefono. Un comico di Zelli che lui c'è una roba. Connotati. Posso pensare al cervello.
gioielli di famiglia. Quelli sono i connotati. Sì. Viene dal latino o dal greco? Connotati. Penso dal greco. Tagliati i capelli che ti fai affanno. Secondo te i capelli massa lunghi e tomare ti tagliati che te tutti quanti i capelli ingrumaro. Sì, al manco non ti sui intanto sulla testa e non ti fai il boio. Ah, non ti fai il boio. No, che il gai mio c'hai, le ciordo anche. Ah, le ciordo. Anche prima di venire qua che ho detto. Perché non ho detto dove che so? Te continua a domandarmi, mi ho detto faremo i conti, mi ha scritto. Ah sì, facciamo i conti. È incazzata? Sì, 1, 2, 3. Che altro in da sé.